Imminente la decisione del governo sulle grandi navi, ad annunciarlo il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi in visita in Laguna. Un 27enne veneziano ha perso la vita a Marghera mentre attraversava la strada per prendere l'autobus. È stato investito e trascinato per 50 metri, il padre colto da malore. Distrutto l'80% del raccolto di vongole a Chioggia nell'ondata di maltempo di inizio mese, l'allarme della consigliera Baldin, la regione intervenga. I 10 sindaci del litorale veneto colpito dal maltempo si incontreranno martedì con giunta e tecnici regionali per affrontare il tema della ricostruzione, tra cui il ponte di barche tra Eraclea e Jesolo. DL Sicurezza, continua il botta e risposta tra l'assessore regionale Donazzan, che aveva criticato Forza Italia per il mancato voto, ed il deputato veneziano Brunetta. Dal 15 novembre torna anche per alcuni tratti autostradali gestiti da CAV l'obbligo che riguarda l'utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo. Sport basket, l'Umana Reyer ha vinto ancora e l'ha fatto sabato battendo Sassari 83-86 al termine di una gara che gli orogranata hanno portato a casa dopo averne cambiato l'inerzia. Buonasera dall'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la questione delle grandi navi, perché ormai è imminente la decisione definitiva del governo. Ad annunciarlo è stato il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi in visita oggi in Laguna. Tra la componente leghista del governo prende quota l'ipotesi Vittorio Emanuele, caldeggiata da Porto e Comune. Sentiamo. Visita a Venezia per il vice ministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che accompagnato dal governatore Luca Zaia e dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino ha percorso in barca il canale Vittorio Emanuele, osservando quelle che secondo i progetti di Porto e Comune saranno le nuove banchine d'attracco delle grandi navi da crociera. Piani su cui il governo si deve ancora pronunciare. Una decisione definitiva, promette il vice ministro, arriverà nelle prossime settimane o al massimo entro pochi mesi. Si può studiare e capire se è meglio farle entrare, quindi utilizzando, come si vedeva oggi, parte del porto industriale, che comunque deve essere riconvertito. In ogni caso, se non entrano navi di crociera entrano altre navi, quindi non è che il tema è che non entrerebbero navi, a meno che non si decide di eliminare un porto industriale, vuol dire riportare il nord-est a una situazione preindustriale. Positiva dunque la valutazione del leghista sull'ipotesi Vittorio Emanuele, mentre forti sono le perplessità sull'idea di far approdare le navi in una nuova banchina al di fuori della laguna, sponsorizzata in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo il porto di Venezia che a volte rimane chiuso anche a causa di brutto tempo, è una cosa diversa avere le navi in banchina in un porto sicuro o avere le navi fuori dalla laguna esposte ai marosi, quindi anche il tema sul lido ovviamente noi stiamo valutando tutto, però è chiaro che da quel punto di vista lì ha delle criticità da questo punto di vista. Un'intesa tra le due forze politiche al governo sarà trovata presto, sostiene il vice ministro. Quello che è certo è che le navi non passeranno più davanti a San Marco, ma non perciò rinunceremo alla crocieristica. Più di 100 navi entreranno in linea nei prossimi anni e gli armatori oggi si chiedono in quale destinazione le devono portare. È chiaro che noi se non diamo delle certezze, qualunque esse siano, rischiamo nei prossimi anni di non avere più navi che vengono nei nostri porti, semplicemente perché non sono certi che i nostri porti siano in grado di accoglierle, e questo sarebbe un danno enorme in un settore economico che sta crescendo. Quanto al Mose, Rixi ribadisce la volontà del governo di portarlo a termine al più presto. Ci sono stati molti errori nel passato, riconosce, ma lasciare a marcire sott'acqua un'opera completata al 94% non è una soluzione. C'è un tema che preoccupa, che sono i costi di gestione, su cui bisognerà affrontarli e capire anche se si possono diminuire o come comunque ripartirli, perché è chiaro che le amministrazioni locali non si possono far carico anche di costi così elevati. E le parole del vice ministro Rixi hanno suscitato reazioni contrastanti, plaudono Comune e Regione, mentre gli esponenti veneziani del Movimento 5 Stelle prendono le distanze. Toninelli ha detto altro, fanno presente, serve un chiarimento all'interno del governo. Parlano con una sola voce Regione e Comune di Venezia nel chiedere al governo di decidere in fretta sulle grandi navi, dando corso al progetto del porto già avallato dal comitatone indetto dallo scorso esecutivo. Noi siamo per tenere le grandi navi all'interno
della laguna, ovviamente con una viabilità alternativa a quella attuale del canale della Giudecca del bacino San Marco e con un punto d'arrivo, con una banchina che sia alternativa, che è quella del Comitatone. Ovvio che poi questi sono propositi del territorio condivisi con la città metropolitana e dobbiamo poi arrivare al vedo, perché ricordo che il decreto si chiama Clini-Passera e Clini-Passera erano ministri dal 12 novembre 2011. Abbiamo ribadito al Vice Ministro quella che è la posizione unanime di tutti gli enti del territorio, gli fa eco l'assessore comunale Simone Venturini. Se si vuole davvero togliere al più presto le navi dal bacino San Marco e dal canale della Giudecca, esiste una sola soluzione realizzabile in tempi brevi. È quella del Comitatone dello scorso anno, è quella che è pronta a partire ed essere operativa. Quindi ora il governo deve fare questa scelta, noi siamo in linea col porto, con la regione, ma col mondo produttivo, perché chi dice di parlare per Venezia, comitati, centri sociali o altro, non parla per Venezia. Chi parla per Venezia sono le istituzioni. In questo caso il Comune di Venezia, che è l'organo rappresentato e rappresentativo della città di Venezia. Di tutt'altro avviso deputati e senatori veneziani del Movimento 5 Stelle, che hanno ascoltato con una punta di imbarazzo le dichiarazioni del Vice Ministro. Le parole del Ministro Toninelli vanno in un'altra direzione, sostiene Arianna Spessotto, quindi occorrerà un chiarimento all'interno del governo. Quello di oggi è stato uno spot per il porto, possiamo anche capirlo, ma la nostra idea è diversa. La cronaca oggi con il terribile incidente stradale che si è verificato ieri sera a Marghera. Ha perso la vita un 27enne veneziano. Si chiamava Alvise Donal, 27enne informatico di Cannareggio, che domenica verso le 19 ha perso la vita in via Fratelli Bandiera a Marghera. Il 27enne stava attraversando la strada in prossimità dell'hotel per prendere l'autobus alla fermata Colombara quando è stato colpito in pieno dall'auto che l'ha trascinato fino a qui. Per 50 metri. Complice forse il buio e una scarsa illuminazione, la persona alla guida dell'auto che stava sopraggiungendo non l'avrebbe visto, arrivando ad impattare violentemente sul ragazzo che doveva rientrare a casa senza lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In questa zona non ci sono semafori né indicazioni di limiti di velocità e Donà era lontano dalle strisce pedonali. Sotto shock l'automobilista che l'ha investito e ucciso. Il padre del 27enne è giunto sul posto, ma trovandosi di fronte a quello scenario si è sentito male e per questo motivo è stato riaccompagnato a Venezia, dove il figlio viveva insieme a lui e alla mamma. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. Alvise lavorava all'Interlogica di via Miranese a Mestre, amava leggere, soprattutto i fumetti, ed era una persona molto riservata. Docente universitario all'Ateneo di Tirana, ma anni fa il business di un 47enne albanese era tutt'altro, almeno secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Venezia, che lo hanno ricollegato ad una grossa banda di narcotrafficanti operativa negli anni dal 98 al 2000. L'operazione, svolta in collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e la Polizia albanese, ha permesso di localizzarlo ed arrestarlo, dando attuazione al mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte d'Appello di Venezia per una condanna a 4 anni e 20 giorni di reclusione. Secondo gli investigatori, in quegli anni il 47enne si sarebbe reso responsabile dell'importazione di centinaia di chili di hashish e marijuana nella provincia veneziana. Era ricercato nell'ambito dell'indagine denominata Pineta, che aveva portato allo smantellamento di un'importante organizzazione criminale italo-albanese nordafricana e alla condanna di 128 indagati, tutti dediti all'importazione, al traffico e allo spaccio al dettaglio della droga nelle località turistiche del nord-est. Ed ora torniamo a parlare del maltempo, perché tra i danni meno visibili provocati dall'ondata di maltempo delle scorse settimane c'è quello della moria di vongole nella laguna di Venezia. A Chioggia circa l'80% del prodotto sarebbe andato perduto, mettendo in ginocchio gli operatori del settore. I danni del maltempo di questi giorni non riguardano purtroppo solo la montagna, in particolare la montagna del Bellunese e poi anche abbiamo visto l'altipiano di Asiago, ma l'acqua dolce e anche una marea di rifiuti sono arrivati a valle, in particolare in pianura, qui nella laguna di Venezia,
coinvolgendo gli allevamenti di molluschi che qui sono numerosi. La situazione è talmente grave che è impossibile al momento fare stime precise, informa la consigliera regionale a 5 Stelle Erika Baldin. Si parla comunque di danni fino all'80% del raccolto per un valore di milioni di euro. Una tragedia per un comparto trainante dell'economia di Chioggia. Questa grande quantità appunto di acqua che è arrivata dalla montagna ha fatto sì che molti chili, quintali di vongole appunto abbiano fatto una brutta fine, siano morte si dice per soffocamento. La semina di luglio è già stata compromessa e pare ci sia lo spazio di manovra per una nuova semina a dicembre, ma il settore è in grande difficoltà e la politica ha il dovere di intervenire, sostiene Baldin. Quindi coinvolgerò personalmente tutti i miei colleghi in Consiglio regionale per creare un provvedimento da sottoporre al governo veneto, in modo che le istituzioni possano intervenire per ridurre al minimo le ricadute sul comparto. Ed i 10 sindaci del litorale veneto duramente colpito dal maltempo si incontreranno mercoledì con la giunta e i tecnici della regione per affrontare il tema delle ricostruzioni. Tra le questioni sul tavolo anche quella del ponte di barche tra Eraclea e Jesolo, spazzato via dalla furia dell'acqua. La regione interverrà per contribuire al ripristino del ponte di barche che collega Jesolo a Eraclea, crollato durante l'ondata di maltempo di inizio mese. Il tema sarà affrontato dal vicepresidente veneto Gianluca Forcolini insieme ai sindaci dei due comuni durante la prevista riunione tecnica sugli imponenti danni subiti dal litorale veneziano. Sono stato anche sollecitato e chiamato appunto oggi dalla parte proprietaria. Mercoledì ci sarà un incontro con i 10 sindaci del litorale assieme alla nostra struttura regionale coordinata dall'assessore Bottacin, e quindi anche questo tema, che è un tema che riguarda un privato, perché in realtà poi stiamo parlando di un privato, verrà affrontato per capire quali dinamiche o quali linee possono essere intraprese per tutelare, agevolare, ma anche dare un aiuto al ripristino materiale proprio di quel ponte. Si tratta di un'opera di proprietà privata ma di preminente interesse per la popolazione, spiega Forcolin, perché fa parte di una viabilità alternativa che serve a decongestionare la rete principale soprattutto durante i mesi estivi. L'intenzione è dunque quella di partire coi lavori il prima possibile in modo da completare il ripristino prima della stagione delle spiagge. Le operazioni dovrebbero richiedere circa un paio di mesi. È un ponte funzionale, molto transito avviene attraverso appunto quel collegamento fra Eraclea appunto e Jesolo, specialmente nella stagione estiva, e quindi prendiamo atto di questa grande difficoltà e saremo mercoledì a affrontare anche questo tema, che è uno dei tanti temi che appunto oggi il litorale sta mettendo sul pezzo. La politica ora con la tensione in Forza Italia dopo le parole del deputato veneziano Brunetta contro i dissidenti azzurri sul voto relativamente al decreto legge sicurezza. Continua il botta e risposta con l'assessore regionale Elena Donazzan. Sentiamo. Non si è più iscritta a Forza Italia e quindi in giunta regionale non ci rappresenta, parla solo a titolo personale. A dirlo il deputato veneziano Renato Brunetta, a margine del direttivo regionale di Forza Italia, nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzan, che aveva criticato qualche giorno fa il partito per non aver votato il DL Sicurezza. Lei però resta ferma nella sua idea e replica decisa. Io rispondo ai cittadini, rispondo ai tanti elettori che mi chiedono come mai Forza Italia tenga questo comportamento, che è sostanzialmente un comportamento di totale, continuo attacco, quasi boicottaggio al governo. Ecco, finché si poteva dire va bene, noi siamo all'opposizione perché non siamo al governo, si poteva anche giustificare, ma quando si va a votare, anzi non si vota sul decreto sicurezza, e Forza Italia aveva detto che invece avrebbe votato su ogni provvedimento giusto per l'Italia e il popolo italiano, a questo punto sono io che non mi riconosco in quel comportamento. Per me prima di tutto vengono gli elettori, i cittadini, il territorio. Il partito, quale che sia, viene dopo, per qualcuno viene prima. Donazzan non condivide più certe scelte del partito e si aspetta un cambio di rotta, altrimenti... Io credo che bisogna intendersi su che cosa Forza Italia vuole fare per l'Italia, perché io oggi credo che ci sia una necessità
di esprimere un vero interesse nazionale. Che oggi il problema sia il rapporto dell'Italia con l'Europa, che non può essere subordinato, e troppe volte Forza Italia sembra quasi essere l'amica dei partiti popolari europei che guardano più all'interesse della Germania che non a quello dell'Italia. Su alcune questioni, sicurezza, immigrazione, non esistono parole moderate, esistono forse toni meno accesi che dovrebbero essere interpretati da Forza Italia, ma ci vuole una chiarezza di intenti e anche stare a fianco del Ministro dell'Interno Salvini, che su questi temi si è dimostrato molto chiaro. Allora io non so che cosa Forza Italia vorrà fare, se vorrà cambiare la sua politica e rispondere all'interesse dell'Italia, all'interesse del territorio e cominci a lavorare per questo, allora ci sarà forse una speranza anche per riacquistare qualche voto in più, forse anche il mio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri TG. Parliamo ora di pari opportunità perché è stato rinnovato il protocollo d'intesa per prevenire lo sfruttamento e favorire l'occupazione femminile. La Regione Veneto rinnova il protocollo di intesa tra Assessorato regionale al lavoro, Consigliera regionale di parità e Ispettorato interregionale del lavoro per favorire l'accesso delle donne nel mondo lavorativo e tutelarle. Le novità di questo protocollo risiedono nella possibilità di avere interlocuzioni continue con la consigliera in base a quelli che sono gli elementi che vengono forniti alla consigliera oppure agli ispettorati, alle sedi degli ispettorati del lavoro. Molte sono infatti le informazioni che possono pervenire ai nostri uffici, perché non si parla solo di ispezioni, ma abbiamo uffici che erogano prestazioni all'utente, che possono essere le conciliazioni, possono essere la certificazione dei contratti e poi le dimissioni dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nel periodo protetto dei primi 3 anni di vita del bambino. E proprio da questo punto è interessante conoscere le ragioni, le motivazioni che spingono il lavoratore e la lavoratrice a dimettersi, e in questo senso c'è un rapporto annuale su quelle che sono le ragioni delle dimissioni, che viene poi elaborato dalla consigliera, che sarà pronto a breve. Essendo la consigliera regionale che coordina le consigliere provinciali, perché c'è da dire che ogni provincia ha comunque una consigliera, per i casi singoli la persona che si rivolge a me viene rinviata alla consigliera della sua provincia, mentre i casi collettivi sono proprio di mia competenza. L'esperienza maturata finora in Veneto dimostra che la presenza delle donne nel mondo del lavoro si può sostenere con interventi positivi e i dati rilevati finora lo confermano, anche se i più recenti non sono ancora stati elaborati. I lavoratori e le lavoratrici per i quali sono stati riscontrati delle violazioni per le aziende sono 37 in tutta la regione Veneto, quindi abbastanza limitato come numero, e riguardano violazioni che possono essere la mancata fruizione di permessi per la cura dei bambini, i congedi parentali oppure anche le indennità di maternità che non sono state erogate. Dal 15 di novembre fino al 15 di aprile scatta l'obbligo anche per alcuni tratti gestiti da CAV dell'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo, obbligo che riguarda tutti i veicoli che transitano in entrambe le carreggiate dell'autostrada 4, passante di Mestre e tratto compreso tra Padova Ovest e Bivio A4 a 57. Chi viaggia sprovvisto di pneumatici o catene da neve in autostrada rischia di incorrere in una sanzione pecuniaria che va da 84 a 335 euro più una sanzione accessoria consistente nella decurtazione di 3 punti dalla patente del fermo del veicolo. L'obbligo di utilizzare le catene non riguarda però alcuni tratti gestiti da CAV come il raccordo Marco Polo, la 57, quindi sia la tangenziale di Mestre che il tratto compreso tra la barriera di Mestre e l'innesto del passante ad Arino di Dolo. Ed ora allo sport, basket, non si arresta la corsa al successo per l'Umana Reyer che a Sassari ha conquistato un'altra vittoria. 6 su 6. L'Umana Reyer ha vinto ancora e l'ha fatto sabato battendo Sassari 83 a 86 al termine di una gara che gli orogranata hanno portato a casa dopo averne cambiato l'inerzia nel terzo quarto. Siamo molto felici di questa vittoria perché chiudiamo una settimana per noi molto dura, iniziata con la partita con Bologna e poi 2 viaggi importanti, prima in Europa con Bonn
e poi stasera a Sassari, 3 vittorie, tante energie spese, tanti viaggi, quindi complimenti soprattutto ai miei giocatori, veramente sono stati molto bravi, sapevamo che Sassari in casa è un'altra squadra che aumenta il proprio potenziale molto, sapevamo che, come ha detto Ketz, dovevamo pareggiare l'intensità e siamo stati, credo, mentalmente molto solidi e molto maturi nel sistemare alcune cose all'intervallo dopo non esserci disuniti nei primi 2 quarti, dove Sassari aveva l'inerzia, invece lavorare con molta calma, colpendo i vantaggi che avevamo il terzo e quarto quarto e giocando con molta maturità fino alla fine. Nel secondo tempo gli Orogranata sono riusciti a tornare in partita anche grazie a Dei, toccando un vantaggio di 8 punti. Ora però non resta molto tempo per godersi la vittoria, perché domani si torna in campo per una nuova sfida di Champions League sul parquet casalingo. Ed ora la nostra programmazione, subito dopo i TG torna 20:10, si parlerà di pensioni, cosa succede con quota 100, in studio Cinzia Bonan, segretaria della CISL Belluno Treviso, e Paolo Stefan, direttore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto. E poi in prima serata, puntata speciale di Ring a partire dalle 21:15, alluvione fate presto, il titolo di questa puntata dedicata appunto all'emergenza maltempo in Veneto. Ci collegheremo con la piazza di Rocca Pietore per dar voce ai cittadini colpiti dal tornado che ha devastato il Veneto, il bellunese in particolare. Spazio quindi alle voci dei cittadini e degli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare disagi e fare richieste. Appuntamento quindi dalle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata, ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà piuttosto stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi dove non si escludono dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie, specie sulle vallate del Trentino, sarà più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci!